Ben ritrovati amici dell'atletica. Giorgia Bellinazzi, promessa 22enne dell'atletica bruniera Friuli Intagli, ha corso i 100 metri a Grosseto nel corso di un raduno di staffette della nazionale in 11,54. È il nuovo record regionale assoluto che già deteneva in comproprietà con Giada Gallina e Aurora Berton con il tempo di 11,56. Nello stesso meeting molto bene Giada Carmassi, anche lei dell'atletica bruniera Friuli Intagli, completamente ristabilita dalla recente frattura al braccio, che ha corso i 100 ad ostacoli in 13,30. Al Brixia Meeting di Bressanone c'erano quasi tutti i migliori allievi italiani, con l'aggiunta della Slovenia, della Baviera, del Baden-Württemberg e del Canton Ticino. Il Friuli Venezia Giulia è salito per 3 volte sul gradino più alto del podio con il goriziano Andrea Dadalt, allenato dal fiduciario tecnico regionale Alessandro Brondani, che ha piazzato sui 110 ostacoli un bellissimo 14,12, purtroppo con il vento oltre il limite. Con Mifri Veso, reduce dal record regionale del triplo con 12,97 m e che si è fermata a 12,22, e con l'astro nascente del peso Giada Cabai, che con 15,3 m ha realizzato il minimo per i campionati europei. Thomas Caffagna della Trieste Atletica sui 2000 siepi è secondo e con 6,8,21 si avvicina al record di Cesare Caiani. Terza Annalisa Micco nel disco con 39,69 m e quarto Eric Tavano nel martello con 61,90 m. Entrambi del Malignani Libertas, a conferma della scuola dei lanci di Udine, che ha in Franco Casarsa, Adriano Cos e Mario Vecchiato degli inesauribili scopritori di talenti. Citiamo ancora il marciatore Alessio Coppola della Sportiamo Trieste, sesto in 23,39,03, l'ottocentista Riccardo Zanon del Bruniera Friuli Intagli, sesto a 1 minuto 57,19, e Giovanna Girardi del Custrieste, sesta sui 100 ostacoli in 14,32. La terza prova del trofeo Luigi Modena del Centro Provinciale Sportivo Libertas si è tenuta lo scorso weekend a Maiano. Sabato gli esordienti e domenica ragazzi e cadetti hanno messo sotto il torchio la locale Libertas e il gruppo giudici di gara della FIDA, che nelle stesse giornate hanno organizzato e gestito anche le gare delle categorie assolute che si giocavano i titoli regionali. Anthony Del Pio Luogo, podistico Ordenons, ha staccato la migliore prestazione dell'intero contesto di gare, imponendosi nel peso ragazzi con la misura di 15,8 metri. Ma è stato il settore rosa delle cadette a farsi notare con più prove di buon livello, che sono arrivate da Bianca Frare della nuova Libertas Sacile, che ha vinto l'asta con 2,90 m, per un podio di qualità dove Letizia Paolatto, Libertas San Vitese Durigon, ha saltato 2,80 m, e la terza classificata Elettra Zuccato, Malignani Libertas, 2,75 m. Molto bene anche Asma Marva Kadik del Keep Moving con il suo successo sui 300 metri in 42,32 davanti a Linda Virgilio, Malignani Libertas, staccata di soli 9 centesimi di secondo. Le serie diverse nelle quali le due atlete si sono affrontate hanno probabilmente tolto a entrambe la possibilità di un crono ancora migliore a fronte di uno scontro diretto. Anche Miriam Blay, podistico Ordenons, con il suo 3 minuti 5,33 sui 1000 metri, insidiata dalla tolmezzina Giada Gonano, 3 minuti 6,63, ha fatto bene, stesso dicasi, per Alice Bellomo, Libertas Casarsa, con 10,89 m nel salto triplo. Nel centro sportivo Scirea di Cinisello Balsamo si sono svolti i campionati italiani 24 ore. In campo femminile vittoria di Francesca Canepa, atletica Sandro Calvesi con 201 km 622 metri, davanti alla nostra Elisa Pivetti della Libertas Udine seconda con 198 km e 210 metri. Ma prima della categoria Master A. Nella rassegna tricolore Master maschile titolo A per Alessio Gazzo, mentre quelli B sono andati a Massimiliano Martignoni e Francesca Canepa. La terza edizione della Team Entran 10K di Latisana è africana, con i successi del keniano Lengen Lokuraru, atletica Saluzzo, e dell'etiope Asmera Workeba, podistica Torino.
Sono stati oltre 300 i runner, tra agonisti e no, sferzati dallo speaker Gilberto Zorat, che hanno accettato la sfida dell'Athletic Club Apicilia, affrontando i 10 km del percorso di gara che dopo il passaggio dalla Tisanotta a Ronchis, alcuni tratti sotto l'argine del tagliamento e sulla pista ciclopedonale, rientrava alla Tisana in via Indipendenza, da dove aveva preso il via. Patrocinata dalla Regione e dai comuni di Latisana e di Ronchis, con la collaborazione delle associazioni del territorio, in una mattinata che ha registrato un brusco calo di temperature e sferzata da fastidiose folate di vento, la gara è stata anticipata nel pomeriggio di sabato dalla Team Entran Kids dedicata ai bambini e ragazzi. L'Okuraru ha preso immediatamente il comando andandosene in solitaria e tagliando il traguardo dopo 30 minuti e 48 secondi, nuovo record della gara. Sami Kipgendic Meli, Bruniera Friuli Intagli, keniano come il vincitore, ha colto la piazza d'onore in 32,3, mentre al terzo posto si è piazzato l'ottimo Lorenzo Masi dello Ialmicco Corse in 35,37. Quarto classificato Marco Mosolo, Aldo Moro Paluzza e quinto Emanuele Cenghialta, Team Italia Roadrunner. Ascoltiamo il vincitore al microfono di Cesare Balaben e poi Lorenzo Masi e Marco Cos, da poco rientrato alle gare e sorprendentemente competitivo come ai vecchi tempi. Abbiamo con noi il vincitore della Tiliment Run, il keniano Lengen Lolkuraru, di 27 anni, nazionale del Kenya della corsa in montagna. This year you won Taranto and this is the second victory in Italy. Yes, I went last month Taranto half marathon and this is the second race to win again. Today you ran 30 minutes 40 seconds. Are you happy about your performance? Yes, I'm so happy today because improvement for me because last time I have a big injury in my back, so I'm so happy today because I see improvements now. È stato contento perché l'altra volta aveva corso con il mal di schiena, ultimamente aveva avuto questo piccolo infortunio, adesso però sta meglio, quindi è contento del miglioramento che ha fatto. Your next competition will be Italian Mountain Race Championships. Yes, now I'm preparing serious because next week I'm going to represent Italian Mountain Championship. E in provincia di Bergamo gareggerà nella prima prova dei campionati di società, ma il suo obiettivo principale è il circuito internazionale delle gare di corsa in montagna. Lo scorso anno ha vinto la Thion Grand Dixans in Svizzera, ha vinto la Grossglockner Lauf in Austria ed è stato quarto alla Sierzinal, che è una delle gare principali della corsa in montagna di tutto il mondo, che si corre in Svizzera. Ottima giornata oggi la Tisanotta col mio allenatore Diego Zanelli. Buongiorno, ottimo allenamento, preparazione avvenuta in Scozia che ha dato i suoi frutti. Dai, pian piano stiamo ritornando in forma, gara un po' impegnativa a causa del vento che era sempre contro, non sa com'è possibile, giri da una parte, giri dall'altra sempre corto, gara fatta da solo, dai, pian piano torniamo in forma, grande organizzazione qua, complimenti a tutti e ci vediamo alla prossima. In bocca al lupo a tutti gli atleti, ciao! Già, per dirla con Vasco Rossi, io sono ancora qua. Mi è tornata la voglia di correre e ho ripreso dopo tanta fatica, ma con impegno e soddisfazione. La gara femminile si è risolta a favore della 31enne etiope Asmerawol Bekele Workeba, podistica a Torino. Anche lei è una abituée delle corse regionali. Tra fine marzo e inizio aprile, nello spazio di 3 giorni, aveva vinto a Bertiolo la prima prova di Coppa Friuli, quindi la gradina 8K di Doberdò e infine il giro podistico di Tolmezzo. La sua cavalcata l'ha portata a termine in 36,29, anche in questo caso record del percorso migliorato. Davanti ad Arianna Lutteri, Calcestruzzi Corradini 37,18 e a Chiara Pianete ASD Team KM Sport in 38,17. Prima delle atlete regionali Irene Palazzi dei podisti Cordenons. Quarta, sentiamo le protagoniste della gara rosa. La vincitrice della gara femminile viene dall'Etiopia ed è mamma di 2 bambini. Il suo nome è Asmerawork Wolkeba. You are a mom of 2 children. How old are children? The first age 7, the second 2 years. Uno di 7 e uno di 2 anni.
This year your conditions are improving. You have won today, and you hope to win again until you go back Kenya in July. Yes. La sua condizione in questo momento è in crescita, quest'oggi ha vinto, gareggerà prossimamente in un 5.000 metri a Codroipo dove farà la lepre, poi gareggerà in occasione delle gare di Salò. Comunque è un atleta di un certo rilievo, a 1 ora e 13 nella mezza maratona, e sono buone le possibilità quindi che ritorni in Italia anche nella stagione a settembre, quando ritornerà per gareggiare nuovamente a Udine. Sono molto contenta, ho gareggiato anche l'anno scorso, però quest'anno ho fatto circa 40 secondi di meno. Giornata ideale, clima ideale, e sentivo proprio che le gambe andavano, era la mia giornata, quindi ho dato tutto e sono stata anche fortunata ad avere dei ragazzi davanti che erano più o meno al mio ritmo, ci siamo un po' tirati e sono contentissima veramente. Grazie a tutti per l'organizzazione. Una bella esperienza, alla prossima. Sì, è la terza edizione alla quale io partecipo, quindi tutte e tre, gara sempre ben organizzata. Adoro questo percorso, anche se è un po' ondulato, quindi muscolare, però è un giro unico con un percorso vario, quindi passiamo da asfalto a sterrato, anche un po' d'erba, e ci si gode, devo dire, anche un po' la natura, e questo è importante. Quindi complimenti all'organizzazione e sicuramente parteciperò anche alle prossime edizioni. L'Olcuraru e Volcheba si sono aggiudicati anche il traguardo volante di Ronchis, intitolato Odino Selva, ultramaratoneta locale in occasione del centenario della sua nascita, mentre il presidente dell'Associazione Carabinieri di Latisana, maresciallo Giovanni Doretto, e il tenente colonnello Nicola Guercia hanno consegnato a Lorenzo Masi il trofeo istituito per ricordare la medaglia d'oro al valor militare Enea Codotto, 26enne carabiniere di Gorgo di Latisana, caduto in uno scontro a fuoco. Un riconoscimento è stato riservato anche a Paola Furlani, nota podista udinese colpita da sclerosi multipla, che ha voluto essere al via della competizione latisanese. In definitiva, la team Entran, sotto l'aspetto tecnico, è migliorata e lo testimoniano i record abbattuti. Anche lo sforzo organizzativo della Picilia e dei comuni di Latisana e Ronchis per promuovere il territorio e le sue eccellenze darà i suoi frutti, perché chi c'era ha garantito che tornerà. Sforzo organizzativo che quest'anno non è stato premiato dai numeri, che dovranno giocoforza essere in futuro incrementati per far tornare i conti e regalare la meritata soddisfazione a Salvatore Vazzana e al suo fedele team di collaboratori. In breve commento finale del presidente dell'Athletic Club Picilia, che ci fa capire di che pasta è fatto. Oggi è una giornata un po' così, il tempo non ci ha dato una mano perché veramente anche le sere pioggia e vento da non finire. Anche oggi è una giornata piena di vento, comunque anche se la partecipazione è stata un po' limitata siamo contenti perché l'importante è organizzare questi eventi sportivi a livello nazionale. Sarà per la prossima volta che faremo sicuramente meglio e sperando sempre nel bel tempo. Comunque noi non molliamo mai, questa è la cosa principale. La settimana che abbiamo davanti si presenta con un esagerato calendario di appuntamenti. Tra pista, strade e montagne fioccano le iniziative. Una di queste è la 13ª staffetta a 2 elementi dal Bosc Bandit, organizzata dalla SD Piani di Vas e dal comune di Rigolato. In programma giovedì 2 giugno con partenza alle 10, pasta party alle 12 e premiazioni alle 13. Il percorso di 5,6 km porterà il primo frazionista da Ludaria a Temerat, zona cambio, da dove il secondo staffettista ritornerà a Ludaria sullo stesso tragitto. È possibile partecipare anche singolarmente. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online sul sito che vedete in sovraimpressione entro martedì 31 maggio. Con questa notizia noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per il fedele ascolto. Arrivederci a lunedì prossimo.